L'agricoltura veneta ha i capelli bianchi. L'età media degli imprenditori agricoli infatti è di 62 anni e meno del 7% delle aziende è guidata da over 35. Numeri che pongono l'Italia e la nostra regione come fanalino di coda in Europa. E allora se l'agricoltura resta un comparto forte in un periodo di crisi, il ricambio generazionale oggi più che mai diventa fondamentale. È inutile continuare ad aspettare, bisogna promuovere quelle che sono politiche di ricambio. Bisogna che scendano in campo i giovani e che il dinamismo e le forze fresche siano attrici importanti dell'economia agricola futura. Un'agricoltura 2.0 sembra realizzabile con i giovani che negli ultimi anni appaiono attratti dal mondo agricolo. Negli ultimi anni il settore agricolo non viene visto più come un settore di serie B, ma viene visto con grande interesse dai giovani, perché non vuol dire solo produzione di beni primari, per cui vuol dire di alimentazione, ma vuol dire anche tutela dell'ambiente, vuol dire agroalimentare. Secondo l'ultima programmazione agricola della Regione Veneto sono 1 migliaio i giovani che si sono insediati in agricoltura. La maggior parte però proviene da famiglie già impiegate nel settore, perché per i 35enni mettere in piedi partendo da zero un'azienda agricola è molto complicato. I valori del terreno, i valori fondiari sono ancora molto alti ed è difficile trovare terreno in affitto. Il mondo agricolo chiede quindi politiche che facilitino le nuove generazioni, ma anche una semplificazione delle pratiche burocratiche che soffocano gli imprenditori. Abbiamo un dedalo di leggi che invece di semplificare, la cosiddetta semplificazione, invece di diminuire aumenta sempre di più, perché le leggi si sommano alle leggi. Per cui la semplificazione burocratica sarebbe una delle cose che oggi il settore agricolo avrebbe necessità.